È una serata che appartiene a tutti, è una serata speciale, è una serata che io voglio dedicare a tutte le ragazze, a tutte le donne, a tutte le nonne, alle donne italiane, perché le donne italiane hanno in questo momento un compito fondamentale, quello di tenere il paese. Tengono le scuole aperte attraverso i tablet, tengono le famiglie tranquille, accudiscono tantissime persone che hanno la positività e magari non hanno niente o magari hanno tutto. E allora alle donne italiane voglio raccontare chi sono. E io sono stata una ragazza che amava i Beatles, i Rolling Stone, però poi c'era Sanremo e quindi ascoltavo con mio padre le canzoni e ascoltavo di nascosto le canzoni di Fabrizio De André. Però mio padre amava tantissimo il Festival di Sanremo e allora abbiamo visto insieme Gigliola Cinquetti perché lui voleva che io diventassi come lei, capelli legati, filo di perle, matrimonio, una vita tranquilla, proprio come quella che lui immaginava per Gigliola Cinquetti. Ve la ricordate? E io invece volevo uscire, ero una ragazzina ribelle, guidavo moto e macchina senza avere né età e nemmeno la patente. A 13 anni mi sono sfracellata, erano gli anni 60 e tutti noi ragazzi cercavamo le emozioni. Pensate che Luigi Tenco, proprio qui, giocando con una pistola, ha trovato la morte. Chiesi a Gino Paoli, molti anni dopo, alla radio, cosa accadde veramente qui a Sanremo quell'anno. E lui mi disse, guarda, noi non avevamo allora le droghe, ci dovevamo caricare di emozioni. E allora camminavamo la notte sui cornicioni, guidavamo a fari spenti e io ho una pallottola nel cuore. Anch'io giocavo con le pistole come Luigi. E allora ringrazio Gino e un grandissimo abbraccio a Luigi. Io dovevo ribellarmi, ma dovevo anche studiare tanto per conquistare la stima di mio padre e la libertà. L'unico modo era andare a lavorare. Lui una volta mi disse, se continui così vai a lavorare. E io dissi, va bene, vado a lavorare. A 15 anni ho iniziato e non ho ancora smesso. Certo sognavo la televisione, sognavo i grandi giornali, ma intanto ho fatto di tutto, la stendista, la segretaria, la sceneggiatrice, la sondaggista e anche la commessa per tanti anni. Naturalmente io volevo fare l'amore, ma volevo anche lavorare, erano gli anni 70 e allora oltre a lavorare bisognava lottare per i diritti, perché voi ragazze, voi donne giovani, ve li avete trovati già fatti e noi invece li abbiamo dovuti costruire, anche andando in piazza. Adesso sta a voi difenderli, però con il sorriso, ma quel sorriso determinato che sapete di avere. Ecco ragazze, io voglio dirvi questo, la chiave del nostro futuro è in queste parole, dobbiamo ribellarci sempre, tanto non andremo mai bene, ci criticheranno sempre, ci umilieranno, cercheranno di metterci le mani addosso, non saremo mai perfette, non andremo mai bene, pensate, non andremo mai bene ai mariti, ai padri, ai fratelli, pensate che non va bene neanche Liliana Segre, sei senatore a vita, hai 90 anni e non puoi andarti a vaccinare contro il Covid senza scatenare odi micidiali. Ecco, ma noi non ci dobbiamo arrendere, anche se il prezzo è molto alto. E quante vacanze romane, perché Roma è bellissima in agosto. Le amiche partivano, ancora partono, io sono sempre lì, io restavo perché studiavo fino alle lacrime e lavoravo fino all'indipendenza. Queste sono le frasi importanti, ragazze. Studiate fino alle lacrime, lavorate fino all'indipendenza, perché alla fine dai funziona. E allora una volta arriva una chiamata da un signore misterioso, Misha Kamenetsky, con uno pseudonimo Ugo Stille, e mi dice, vuoi venire al Corriere della Sera? Fu un premio davvero inaspettato. Pensate, ero l'unica donna del servizio politico e mio padre non c'era più, non mi poteva vedere, però tutti i suoi amici d'infanzia e i miei amici che sapevano di quanto papà
avesse paura che io fossi una ragazza troppo ribelle, mi chiamarono tutti e avevo una sensazione, lì ho avuto veramente la sensazione di avercela fatta. Ma poi la vittoria vera arrivò quando ascoltai la meravigliosa canzone dei Pooh. Sì, perché la canzone in versione originale io l'avevo sentita prima, perché i giornalisti ogni tanto hanno anche questi privilegi. Io ero amica di Gigi Vesigna e ci faceva sentire i testi, poi li votavamo su Sorrisi e Canzoni. E allora sapevo che la parola vera, la frase vera era perduti nel Corriere della Sera. Poi la RAI, per evitare di fare pubblicità, la cambiò, ma nell'edizione originale dei meravigliosi Pooh c'è il Corriere della Sera. A me sembrava una favola, pensavo addirittura che fosse dedicata a me. E nei giornali successe un'altra cosa meravigliosa, perché anche in un altro giornale ci fu una vittoria di Sanremo, perché nel 1992 ero a Repubblica e arriva Luca Barbarossa che canta Portami a ballare, sentiamola, è bellissima. Anna Maria, la mamma di Luca Barbarossa, è un capo a Repubblica ed era anche un po' una sorella maggiore per tutti noi. Lavora nella redazione al femminile creata da Eugenio Scalfari e tutte noi ragazze di Repubblica iniziamo a ballare tutte insieme, impazzite con la musica di Luca. E allora le donne forti, le donne vere, le donne come ne ho incontrate tantissime in questa Europa guidata dalle donne, devono assolutamente contribuire alla grande rinascita del nostro Paese. Io sono sicura, ci credo, è un qualcosa che sento che sta per avvenire, però non vi dovete fermare ragazze, correte, andate incontro al futuro senza farvi togliere il fiato, il cuore, la dignità. Lo ha detto il grandissimo Papa Francesco che in questo momento è in Iraq a pregare per noi, non dobbiamo essere prudenti, dobbiamo osare, non vi arrendete ragazze, facciamo rumore, fate rumore. Grazie.